Non reggerà un eventuale accordo PD 5 Stelle, quasi impossibile pensare ad un'alleanza di questo tipo, perché anche in chiave di autonomia i 5 Stelle hanno dimostrato di non avere alcun progetto. Così il presidente del Veneto Luca Zaia in merito al possibile accordo tra Di Maio e Zingaretti sulla formazione di un nuovo governo. Guardi, io ogni volta che guardo la TV o leggo un giornale penso all'autonomia, penso che sono passati più di 660 giorni, penso che questo governo ha fatto trascorrere 14 mesi, penso che il Presidente del Consiglio aveva annunciato che a febbraio 2019 avremmo avuto la chiusura del cerchio con l'autonomia, penso che l'unico progetto lo ha presentato il Veneto per il Veneto e non esiste un progetto di alcun altro a livello nazionale. Penso che abbiamo fatto una legge a posto, per cui guardiamo con apprensione quello che sta accadendo. Di certo ipotizzare che nasca un'alleanza PD 5 Stelle viene da pensare a una cosa quasi impossibile, una chimera, a una roba che non so neanche come possa restare in piedi. E sempre in tema di autonomia Zaia pone uno stop alla farsa di chi al governo continua a sostenere la tesi che le 23 materie per il Veneto fossero troppe. Perché i 5 Stelle e il governo non ha uno straccio di progetto personale, non ce l'ha il governo e non ce l'ha i 5 Stelle. Ad oggi se voi prendete il telefono, questa è la scheda, oggi chiamate qualsiasi 5 Stelle e mi mandi il tuo progetto di autonomia. Non c'è, non esiste. E parlando delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il presidente a tutto campo annuncia se sarà una SPA o una fondazione a sovrintendere i Giochi Olimpici. Ricordo che entro 5 mesi dalla firma del contratto, dell'Host City Contract con CIO, abbiamo l'obbligo di dar vita alla società, quindi i mesi passano perché eravamo a fine giugno. E dall'altro il profilo del nuovo manager che andrà a gestire tutto, che anche questa è una partita importante. Entro 5 mesi da fine giugno abbiamo necessità assoluta di dare vita alla società e di passare ovviamente in mano alla società al nuovo manager.